Benvenuti allo studio del venerdì, a coloro che sono in presenza questa sera e a coloro che ci seguono sul canale di YouTube. Stasera commenteremo 16 versetti del capitolo 2 di Romani e potremmo dare questo titolo iniziale che ci consentirà poi di camminare nella stesura del testo biblico. L'imparzialità di Dio è meglio fare chiarezza. Stasera assisteremo ad una diatriba tra Paolo Apostolo e un personaggio immaginario affinché dal suo ragionamento si possa andare ad una risoluzione positiva. Per sostenere questa diatriba l'Apostolo Paolo pone delle domande al suo ipotetico interlocutore, come farebbe il maestro che rimprovera il proprio alunno perché lo ritiene presuntuoso e incoerente. Versetto 1 del nostro testo, questa sera, di Romani 2, perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso, infatti tu che giudichi fai le stesse cose. È un ipotetico interlocutore che rientra nella realtà delle ordinarie questioni della vita reale. In particolare l'obiettivo di Paolo è quello di far riflettere sia un ebreo e sia un gentile, ovvero un uomo o una donna appartenente a questa umanità. Se nella prima parte del capitolo il ragionamento di Paolo è indirizzato in termini generali verso proprio quella umanità che ha rifiutato Dio, nel conoscerlo e nell'avere una relazione con Lui, questo rifiuto ha determinato il relativo abbandono di Dio alle loro scelte. Questa sezione riguarda nello specifico e indirizza a comprendere quali siano le barriere culturali, esistenziali che possono impedire l'incontro con Dio. Ricordiamo che la lettera è stata scritta alla Chiesa di Roma, che era caratterizzata da una presenza di ebrei e gentili con l'urgenza che essi, popoli diversi, potessero convivere con un solo centro, con un solo focus, quello di credere nel Gesù morto e risorto. Il mio Evangelo è una frase che Paolo dirà spesso, è un'affermazione specifica. Il mio Evangelo, più volte affermato, aveva di mira il centrare i veri bisogni dell'uomo, promuovendo anche la soluzione. Siamo abituati nelle nostre relazioni che qualcuno sollevi un problema, ma non offra una soluzione, rimanendo solo una critica sterile. Diverso è con il mio Evangelo, promosso dall'Apostolo Paolo, che offre entrambi gli elementi, il problema e la soluzione. Il sacrificio di Cristo avrebbe evidenziato nuove coordinate a tutti i popoli che stavano costituendo nella loro diversità la Chiesa del Dio vivente. Contrariamente a quello che gli ebrei credevano, Paolo sta dicendo che il peccato e le sue conseguenze hanno lo stesso effetto sia se l'interlocutore sia ebreo piuttosto che gentile. L'obiettivo di questa sera è quello di incominciare a guardare la traiettoria di questa diatriba che si svilupperà in particolare nei capitoli successivi. È Dio che è imparziale, non ci sono diritti acquisiti e meriti, soprattutto quando ci si confronta con Lui e con la sua giustizia. Paolo Apostolo si pone in continuità con le parole di Giovanni Battista, come anche con quelle di Gesù, affinché sia chiaro all'ipotetico interlocutore che Dio non fa distinzione. Per essere accettati da Dio, tutti gli uomini dovranno fare lo stesso percorso e riconoscere Gesù come colui che ha inaugurato una nuova via sulla quale bisogna incamminarsi per essere graditi a Dio. È una opportunità per Paolo dire ai credenti di Roma: siete tutti uguali davanti a Dio, non ci sono delle categorie
privilegiate, soprattutto in riguardo a quegli ebrei che nella conoscenza della legge mosaica, come anche consapevoli di essere il popolo dell'alleanza, avrebbero potuto vantare qualche beneficio rispetto agli altri. È una diatriba, è una tecnica di comunicazione conosciuta nel mondo greco che avrebbe aiutato a fare chiarezza sui dubbi, i privilegi, le disparità che solo gli uomini sono in grado di realizzare. D'altronde, perfino Abramo ubbidì al Signore per sola fede. Ebrei capitolo 11, versetto 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. La lettura di questa sera ci porterà ad un livellamento affinché non ci siano privilegi, soprattutto quando parliamo delle cose di Dio. I privilegi ci fanno sentire superiori agli altri, ci riconoscono uno spazio di potere da poter gestire per umiliare gli altri, ci rendono orgogliosi. Dio non ha bisogno di persone come queste per il suo regno. Allora, 3 focus nella lettura che ci appresteremo a leggere. 1. La presunzione non porta da nessuna parte, primo aspetto. Secondo aspetto, il giudizio di Dio è imparziale, che è anche il tema di questa sera, il titolo di questa sera. Siamo già nella sezione centrale del capitolo 2. Infine, il giudizio di Dio e la legge data al suo popolo, vie d'uscita. Come ne verremo fuori da un giudizio di Dio e da una legge che ci dice che abbiamo peccato? Ci deve essere una soluzione. Abbiamo detto che non solo bisogna sollevare il problema, ma bisogna dare anche la soluzione. Allora questa sera cercheremo di trovarla, non nelle nostre convinzioni, ma nella parola del Signore. Vorrei invitarvi a leggere i primi 16 versetti del capitolo 2 della lettera di Paolo ai Romani. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione, con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo,
secondo il mio Evangelo. Vogliamo pregare. Signore, noi questa sera vogliamo assaporare la tua pazienza, questo tuo desiderio di venire a noi e rivelarti, farti conoscere, ma anche mettere in chiaro le nostre vite affinché siano giustificate da te piuttosto che troviamo delle vie, dei percorsi per giustificare noi stessi. Insegnaci, Signore, ad accogliere sia le verità che provengono da te e sia colui che può risolvere e che ha risolto una volta per sempre alla croce, al quale questa sera ancora una volta vogliamo andare, vogliamo metterci davanti a quella croce e chiedergli e chiederti il tuo perdono, perché a quella croce, Signore, hai inchiodato i miei peccati, i nostri peccati, e ci ha offerto la sua giustizia. Per questa ragione, Signore, questa parola noi la possiamo comprendere questa sera, soprattutto perché nel tuo spirito possiamo anche assaporare le profondità di questa parola. Vogliamo benedirti questa sera perché possiamo essere insieme davanti a te, alla tua presenza, nel nome di Gesù. Amen. C'è un detto popolare che ci dice che quando puntiamo il dito verso qualcuno, in realtà abbiamo piegate tutte le altre dita contro noi stessi, per significare che giudicare gli altri ci viene molto facile, soprattutto quando vogliamo giustificare noi stessi. In termini di consulenza si chiama fare lo specchio, ovvero condannare gli altri per giustificare se stessi. Quindi capiamo da questa sera come stanno un po' le cose, soprattutto le cose che vengono dal Signore. Paolo sarà molto chiaro nel definire che davanti a Dio non ci sono categorie di privilegiati, piuttosto uomini e donne che si riconoscono peccatori e che ricevono il perdono di Dio in Gesù Cristo. Non avevamo per caso letto al primo versetto: perciò uomo chiunque tu che giudichi sei inescusabile? Certamente sì. Chiunque tu sia, fai attenzione agli strumenti che hai tra le mani per valutare gli altri e legittimare te stesso. Vorrei farvi leggere al capitolo 1, i versetti 28 fino alla fine, qualcosa che ha a che fare con l'umanità, che in qualche modo riguarda anche noi. Versetto 28, l'Apostolo Paolo dice che siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente. È una mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, pensate, ribelli ai genitori, poi continua, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Mi piace pensare, dato che stiamo esaminando una piccola sezione di una lettera, che tante persone che hanno ascoltato ciò che Paolo aveva detto proprio in questo capitolo abbiano detto: io non sono come loro. E dico anche amen. Io sono diverso. E poi, queste persone chi sono? Certamente non sono io. Chi sono questi individui? Da quale gruppo provengono? Sono ebrei? Piuttosto stranieri? Quante domande? Quante idee?
ma una risposta sicura: io non sono come loro. In altre parole sta dicendo: proprio tu che dici amen, dirà Paolo, e ti ritieni che non sei come gli altri, sei tra queste categorie e fai le stesse cose. Pensate che franchezza nello scrivere questa lettera. Al capitolo 2. Il peccato ha una caratteristica tra le tante, e in questo periodo ci è mancato tanto, che rimane universale e non discrimina e abbraccia tutti. In questo periodo non ci siamo potuti abbracciare. Beh, il peccato è in grado di abbracciare tutti, è in grado di voler bene a tutti, è un grande unificatore universale, possiamo chiamarlo così. Chi avrebbe potuto contestare che tra gli altri non vi fosse frode, contesa, malignità, calunniatori, malizia? Ma poi Paolo usa nei primi 3 versetti il tu, e questo spiazza. Caspita, non è più una cosa generale, ma tu, versetto 1. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Versetto 3. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso? Versetto 5. Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro. Vedete Paolo come va nel dettaglio, nello specifico? È il suo modo di comunicare. Pensate come questa lettera è sempre più coinvolgente, in quanto demolisce le strutture, le gerarchie che gli uomini si attribuiscono in valore rispetto ad altri. È una lettera che incomincia a colpire l'ipocrisia. E questo è il nodo, la nostra ipocrisia. L'ipocrita non è interessato a recuperare il prossimo, anzi lo condanna. L'ipocrita manca di qualità. L'ipocrita è diverso da Dio, dalla sua gentilezza e dalla sua pazienza. Questo è uno schiaffo a tanti che avrebbero pensato che Dio potesse rispondere nel loro stesso modo di fare. Dio è completamente diverso dall'ipocrita. Sorprende sempre, soprattutto quando nei suoi interessi ci sono i perduti. L'ipocrita non ha l'interesse per gli altri, ha un interesse solo verso se stesso. Quello che a lui interessa veramente è poter cambiare le persone, non vuole lasciarle come sono. La mia personale attenzione va sempre a quei 2 ladroni alla croce. Ognuno reagisce in modo diverso, pur essendo entrambi colpevoli al fianco di Gesù, e come Gesù risponde ad uno di loro. Ed è proprio quello che Dio vorrebbe fare con tutti gli uomini, portarli al ravvedimento, e l'ipocrisia impedisce che questo avvenga, perché ci indirizza a colpevolizzare il prossimo per legittimare noi stessi. Pertanto, punto primo di questa sera, la presunzione non porta da nessuna parte. E così abbiamo esaminato i primi 5 versetti. Tutti abbiamo lo stesso bisogno. Abbiamo bisogno di riconciliazione con Dio, abbiamo bisogno di affetto, perché il peccato non fa discriminazioni, ama e abbraccia tutti. E così la seconda sezione, dai versetti 6 fino all'11, egli renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore, immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia, tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Pertanto la presunzione non porta da nessuna parte, perché il giudizio di Dio, secondo aspetto, è imparziale. Se il giudizio di Dio è imparziale, cosa possiamo sapere e conoscere di Dio? Che comunque Lui risponderà a tutti in base a come si sono comportati.
chiederà conto ad ogni categoria di persone che si identificano tra coloro che cercano di fare il bene e coloro che si comportano male. Non dipende dal fatto di essere privilegiati nel conoscere la legge, quella che Dio aveva data a Mosè, per esempio, quanto vivere quella legge. Significa che ogni uomo e donna hanno un compito da assolvere. Assistevo ieri ad una conversazione di due persone anziane, chiaramente qui in Friuli, con uno scambio di bianco, uno scambio di rosso, intorno ad una tavola, e evidentemente c'era stata una domanda e questo signore anziano ha risposto così: sono cattolico credente e non praticante. E mi sono chiesto, ma cosa significa questa frase? Se sei credente ma non sei praticante. Forse è quella di rimanere neutrali, ma Dio viene ad ogni uomo per chiedere conto. Questo è il senso che Paolo sta dando alla conversazione. Nello stesso modo come sia venuto all'umanità mediante il Figlio, chiunque crede in Lui abbia vita eterna, Giovanni 3,16, farà lo stesso quando manterrà nuovamente il Figlio per chiedere conto e sinceramente essere credenti, passatemi il termine, e non praticanti, non ci serve a niente e non si va da nessuna parte. E allora leggiamo Matteo 16,27, perché dobbiamo arrivare anche a questa conclusione, perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. È un contrasto con l'ingiustizia degli uomini, e come la praticano è quella di Dio che è perfetta, adeguata, proporzionata, adatta a valutare ogni singola persona e dare il peso a ciascuno perché lui rimane giusto. L'umanità sarà sempre divisa in due gruppi, come lo erano quei due ladroni sulla croce e come Gesù più volte ha sottolineato. Il primo gruppo soddisfa sia gli standard degli uomini che quelli di Dio. Cos'è la vita eterna che Paolo accenna? Non è forse una comunione, una relazione con Dio in Cristo? Non è forse il possesso della pace, della gioia e del senso della vita, e che ci offre anche delle buone relazioni? Il secondo gruppo è composto da coloro che sono caratterizzati da una forte ambizione egoistica. Invece di ascoltare la verità, preferiscono disonorare Dio. Ad ognuno di queste categorie di persone viene offerto un percorso di vita, e io questo non ci ho mai pensato, che ogni giorno della vita di un uomo, che crede o non crede, è un'opportunità per credere. Una persona a me cara si è convertita a 95 anni e ha vissuto fino a 102 anni. E mi ha detto, se non ci fosse stato quel versetto in grassetto, non potevo leggere perché ero quasi cieca. Perciò ogni giorno della nostra vita, che tu creda o non creda, sarà un'opportunità di Dio di metterti nella condizione di credere. Ad ognuno di queste categorie di persone viene offerto un percorso di vita, come se entrambe le categorie potessero esprimere con i fatti le loro scelte, ma anche offrire un'opportunità. Mi riferisco in modo particolare al secondo gruppo. Il peccato ha la sua sintesi: rifiutare l'ordine creato da Dio. Il peccato ha questa sintesi: rifiuto ciò che Dio ha fatto di buono sin dal principio, da quel giardino. Non mi piace quello che hai fatto e preferisco esplorare altro. Romani 1, 20 fino a 23. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore
privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. La creazione ha qualcosa da dire ad ogni uomo, che può conoscere attraverso di essa sia la potenza di Dio e sia la sua divinità, ma non basta per essere salvati. È necessario conoscere Gesù per essere salvati. La creazione è uno slancio, uno spunto, è un modo per dire: ma cosa c'è ancora da scoprire? C'è solo da ammirare cosa posso conoscere di Dio. Cosa fa Dio nella sua pazienza? Ti lascia vedere ogni giorno la sua creazione, ogni giorno della tua vita, ogni giorno esercita la sua pazienza, ti aspetta, affinché tu non solo riconosca alcune sue qualità presenti nella creazione, ma anche tu possa incontrarlo. Vuole che torniamo a Lui, vuole che usciamo dalla nostra ostinata ribellione, vuole che l'ipocrisia e la tendenza a giudicare gli altri si trasformi nella consapevolezza di cambiare noi stessi, di metterci in discussione per uscire da questa vita con il passaporto sul quale è scritto vita eterna. Siamo stati creati per uno scopo. Perché non trovarlo e ricercarlo nei giorni e anni che ci ha concesso di vivere? Il peccato ci rende insensibili, l'amore di sé ci impedisce di cambiare strada, perché qualora crediamo anche in Dio a modo nostro, lo abbiamo comunque messo dentro una scatola che ci siamo costruiti per poter anche dire: credo in Dio, sono cattolico, ma potrei dire sono evangelico, ma non sono praticante. E così abbiamo risolto tutto. Abbiamo messo Dio in una scatola, lo abbiamo declinato a qualcos'altro, lo abbiamo adattato ai nostri bisogni, alle nostre esigenze. Magari un Dio che ti offre solo la misericordia, ma non parliamo mai di giustizia, quindi di responsabilità. E così è fatto. La nostra divinità forse non avrà la forma di un uccello, di un rettile, come avveniva nel passato, ma comunque abbiamo creato una scatola e abbiamo messo dentro Dio. Paolo ci ricorda che non possiamo assumere posizioni intermedie e che esistono solo due strade sulle quali poterci incamminare. Egli è santo, puro, e di contro il nostro peccato ci separa da lui, chiunque tu sia, giudeo o greco. Era un modo per rappresentare l'umanità conosciuta da Paolo. Lo sapevi che sei stato creato o creata per uno scopo? Certamente sì. Romani 9:19. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Perché Dio rimprovera? Non è forse perché ti ama? Si rimprovera chi si ama. Non è forse perché desidera offrirti una speranza? È proprio nella sua chiarezza, franchezza, di lasciarti vedere le cose in chiaro, che nello stesso tempo ha qualcosa da proporre per ricostruire una relazione, dato che siamo stati creati a sua immagine. Il fatto che il peccato sia entrato nel mondo non significa che egli non abbia piani migliori anche per te. È vero che la sua santità non può ignorare il mio e il tuo peccato, ma la sua compassione e pazienza gli impediscono di abbandonare il progetto. E nel progetto ci sei anche tu. È una finestra aperta che lui lascia affinché la tua vita possa intraprendere una direzione diversa. Andiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti da 6 a 7. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima. Pensate che affermazione. Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori. Pertanto la presunzione non porta da nessuna parte. Questo era il primo punto di questa sera. Il giudizio di Dio è imparziale, certo, deve fare chiarezza. Terzo aspetto, il giudizio di Dio è la legge data al suo popolo. Qual è la via d'uscita? Lascia che Dio abbia un'idea per te, piuttosto che tu abbia un'idea di Dio, perché significa rimanere in una condizione prettamente egoistica. Stiamo ancora guardando la divinità dentro la nostra scatola che ci siamo creati. Perciò andiamo a leggere gli ultimi versetti dal 12 al 16. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge. E tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quando la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Vedete, si ripete sempre questo secondo il mio Evangelo. Cerco di ricordarmi, a questo punto, a chi Paolo stava indirizzando questa corrispondenza che era protesa a unificare piuttosto che dividere, i cui destinatari erano ebrei, cittadini di Roma, e altri stranieri presenti in città. Ricordiamoci che la Roma imperiale era una città ricca e abitata, di una diversità anche di popoli. Se si vuole dare un messaggio inclusivo è necessario non costituire delle classi privilegiate, come lo potevano essere gli ebrei di quel tempo, che si sentivano gli unici eredi delle promesse di Dio. Nella legge che loro possedevano era comunque necessario che lo osservassero. E gli stranieri che non sapevano niente di tutto questo non possedevano quella legge. Pertanto possiamo capire quanto per loro era insignificante anche osservare tutti i riti previsti in essa. E infatti Paolo dovrà spiegare in altre lettere alcuni principi di fondo per avere una coesistenza. La circoncisione, l'alimentazione, che era particolarmente attenta alle carni che si potevano mangiare e quelle proibite. C'erano dei credenti che andavano a comprare la carne al tempio, perché c'era il low cost, lo sconto. Come gestire tutte queste situazioni all'interno della stessa Chiesa? Ancor più pesante era poter dire agli stranieri che senza il possesso della legge non si poteva essere salvati da Dio, straniero o cittadino di Roma che poteva essere. Paolo introduce in questa discussione che è protesa a unificare due termini. E qui bisogna un po' tranquillizzarsi. Giusti davanti a Dio, giustificati davanti a Dio. Qui cambia la musica, perché non vediamo più le cose dalla nostra prospettiva, ma da come Dio vede le cose. Credo che siamo di nuovo nel discutere intorno a due gruppi di persone. A, coloro che non solo ascoltano, ma anche ubbidiscono. B, coloro che semplicemente ascoltano. E non era una novità per un ebreo questo ragionamento, perché era preparato proprio attraverso la conoscenza della legge che avrebbe avuto una vita impegnata nella sua osservanza. Andiamo in Levitico, andiamo a vedere cosa ci dice questo libro della Torah. Quindi Pentateuco. Levitico 18:5. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. È chiaro? Chiunque le metterà in pratica, c'è una conseguenza, vivrà. C'è una connessione tra ascoltare ed agire.
Pertanto nessuno potrà dire sono un credente ma non praticante. Lo stesso era per gli stranieri, possedere una legge morale che proveniva dal cuore, che indirizzava a compiere delle azioni ed altre ad evitarle. Versetto 14. Infatti quando degli stranieri, dirà Paolo, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Che bella notizia, che l'immagine di Dio negli uomini non è completamente offuscata. C'è speranza per ogni popolo di venire fuori e di venirne fuori se in qualche modo si possa anche compiere delle buone opere. In ogni epoca ci sono state persone che si sono dedicate a ricercare le buone virtù e credo che abbiano contribuito a rendere questo mondo migliore di quanto sarebbe stato senza la loro presenza. I riformatori chiamavano la grazia comune. Persone che erano in grado di promuovere il bene e fare il bene nonostante non conoscessero la grazia del Signore che li salvava. Sono le persone virtuose di ogni epoca. Pensate nella storia ad un re come Ciro, un gentile, che ha una cura, un interesse per il popolo eletto che è in schiavitù. Ricorderete quel funzionario, era un alto funzionario del comune di Efeso, che abbiamo conosciuto in Atti, che proteggeva Paolo, che ha protetto Paolo dal linciaggio, ma anche quei cittadini di Malta chiamati barbari da Luca. Luca li chiama barbari, nel senso stranieri, che accolsero Paolo come schiavo dopo un naufragio, anzi accesero un fuoco, c'era del cibo. Quanti atti di bontà senza conoscere la legge di Mosè. Ma tutto questo non basta per essere salvati. Versetto 16. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Chi lo vedrà? Prima domanda. Tutti gli uomini. Quando accadrà? Alla fine dei tempi. Chi giudicherà? Gesù. Ah, ma scusate, non era quello alla croce? Che cosa è successo? Adesso giudicherà. Ancora lui? Certamente sì. La questione è che i nostri pensieri, le parole, le azioni, le motivazioni, come Dio valuta gli uomini, compreso me e te, hanno bisogno di un garante. E questa è la buona notizia. Per metterci al riparo. È vero che Paolo solleva il problema, ma adesso fornisce anche la soluzione. Paolo introduce l'elemento di garanzia a tutela di un giusto giudizio che ci sarà nelle nostre singole vite. Nonostante ci siano stati anche degli spunti positivi che ci hanno consentito di fare il bene con o senza legge, abbiamo bisogno di altro affinché nel giorno della resa dei conti ci sia il sangue di Cristo a garanzia delle nostre vite. Paolo sta trattando il tema generale che ogni uomo non ha nessun privilegio rispetto ad altri, al cospetto di Dio. Pertanto è necessaria una persona come Gesù che sia garante per ciascuno di noi. Quella persona va incontrata oggi. Così abbiamo letto prima in Ebrei. Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Quella persona va incontrata oggi affinché ci sia salvezza, perché nella circostanza sopra descritta è già troppo tardi. Ecco che cos'è l'Evangelo. L'Evangelo è una buona notizia, ma bisogna farla propria nel chiedere a Dio di lasciarci conoscere il Figlio e comprendere
perché è stato dato da Lui all'umanità. Essendo una sezione della lettera, vorrei solo farvi leggere ciò che segue, affinché pur facendo una pausa questa sera, mettiamo solo un punto nella nostra agenda, possiamo conoscere il percorso che Paolo sta tracciando in questa corrispondenza. E dobbiamo fare un volo al capitolo 3, dai versetti 20 a 24, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è nessuna distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E finisce il versetto: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco la risoluzione. La risoluzione è stata data all'umanità, è stata data a te questa sera, è stata data da diversi secoli, da diversi millenni. Prima di Cristo tutti i profeti indirizzavano a Lui e dalla croce in poi sono indirizzate a noi, perché in Cristo sono stati riunificati tutti i popoli. Il concetto di giusti davanti a Dio, come quello di essere giustificati da Lui, riposa e si attua nelle nostre vite, nell'azione efficace di Dio, nel venire a noi, come anche in una presa di coscienza di avere il bisogno del suo perdono. Quindi c'è un Dio che viene a te questa sera, ma c'è bisogno anche di questa presa di coscienza che abbiamo bisogno del suo perdono. Abbiamo la garanzia, quella del Figlio, e abbiamo anche una resa dei conti che sarà sempre quella del Figlio. Questo è il tempo della grazia. È il tempo in cui l'Evangelo, il mio Evangelo, dirà Paolo, può essere annunciato, fatto di cose scomode, però anche di cose che ci fanno del bene. E questa la scelta, e questo l'invito che lascio a voi e lascio a tutti coloro che ci ascoltano. Una buona notte a tutti nel Signore.